Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, adempimenti telematici e novità della riforma fiscale in atto. La Confederato Imprese Città Metropolitana di Venezia ha organizzato un confronto con il dottor Andrea Trevisani, il responsabile fiscale della Confederato Nazionale, e con il dottor Ballanti della SOSE, responsabile degli ISA, per affrontare i temi di un fisco che è sempre più veloce, sempre più telematico, sempre più informatizzato, però correndo così forte mette a disagio le imprese che non capiscono più come devono fare, come devono operare, e ci sono anche ritardi da parte dell'amministrazione nell'erogazione dei programmi necessari a fare gli adempimenti che vengono chiesti alle imprese. Quindi un confronto era necessario. La Confederato Metropolitana di Venezia, in collaborazione con la Confederato del Veneto, ha fatto questo appuntamento dedicato non agli imprenditori ma ai funzionari territoriali che devono occuparsi di questo e dare un servizio che abbia un rilievo forte alle imprese socie. Quindi un aggiornamento formativo a tutti i funzionari del Veneto, che potranno così dare certezze alle imprese che si rivolgeranno con fiducia alle sportelli della Confederazione Imprese Veneto su tutto il territorio veneto. Noi sono 2 anni che stiamo collaborando su un nuovo progetto che è quello degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Abbiamo voluto superare gli studi di settore che tanti problemi avevano causato alle nostre imprese perché erano stati utilizzati ai fini accertativi. Il nuovo prodotto, che si chiamerà ISA, indicatore sintetico di affidabilità fiscale, ha un'altra finalità, quella di attribuire un punteggio di affidabilità ad ogni singolo contribuente, e i più virtuosi avranno una serie di premialità in campo fiscale. Quindi il progetto nasce da lontano, sponsorizzato da Confartigianato, questo progetto. Il problema è che siamo arrivati al dunque. Sono 2 anni che noi insistiamo sulla necessaria sperimentalità degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, quindi la necessità di avere un programma per testarli, cosa che non è potuta avvenire anche per motivi di privacy. Abbiamo chiesto a questo punto qua che non fossero complicati come in realtà si stanno rivelando, per il semplice fatto che bisogna fare una richiesta di dati all'Agenzia delle Entrate per poter chiudere il programma ISA, ma soprattutto quel che è più grave è che oggi siamo al 3 di giugno 2019 e manca ancora il programma e il software applicativo. Noi come Confartigianato siamo usciti anche la settimana scorsa con un comunicato per sollecitare il Governo a prendere una seria posizione, che potrebbe essere quella di dire: i versamenti integrativi dovuti all'adeguamento agli ISA si possono fare fino al termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2019, quindi fino a settembre di quest'anno, senza nessuna maggiorazione e sanzione. Questa qui è la richiesta che abbiamo avanzato al Governo e al Parlamento, e ci auspichiamo che in sede di conversione del decreto legge crescita ci possa essere, trovare questa norma un'adeguata soluzione. Per gli adempimenti fiscali telematici invece? Il fisco telematico è il fisco che doveva risolvere sempre tutto. Quando uno parla di telematica pensa che basta spingere un bottone e tutto si aggiusta. Non è così purtroppo, anche se diciamo che con la fatturazione elettronica, grande impegno di tutte le Confartigianato, specialmente anche di quelle del Veneto, per partire. Il prodotto funziona, non abbiamo però la dovuta semplificazione che ci aspettavamo. Noi avevamo chiesto al Governo di alleggerire, visto che ormai conosce dei singoli imprenditori in tempo reale sia le fatture attive che passive, di alleggerire gli adempimenti, cancellare le liquidazioni periodiche, quindi le comunicazioni di liquidazione periodiche, cancellare lo split payment, cancellare il reverse charge in edilizia, ridurre la ritenuta sui bonifici che danno diritti e detrazioni. Noi chiediamo ed insistiamo che senza un contraltare di massicce dosi di semplificazione la telematizzazione dei processi fiscali rischia di essere un boomerang a danno delle imprese. Questi nuovi ISA lasciano nel dimenticatoio gli studi di settore, però sono una cosa ignota un po' per le imprese e quindi hanno paura. Qui c'è un incontro con dei tecnici della Conffartigianato del Veneto, di tutto il territorio veneto, quasi un centinaio di persone, quindi tanta gente, perché vogliono sapere esattamente come funzionano. Allora, gli ISA superano definitivamente gli studi di settore, e quindi si passa da uno strumento di accertamento presuntivo a uno strumento invece di premialità, per cui sostanzialmente le imprese più affidabili riceveranno appunto l'opportunità di alcuni premi, come per esempio 1 anno in meno di accertamento ed altri premi di questo tipo. È stata una delle battaglie diciamo, più importanti portate avanti proprio dalla Rete Imprese e dalla Confartigianato per superare appunto
l'accertamento, l'uso degli studi di settore come accertamento e passare a uno strumento premiale di dialogo tra fisco e contribuente. In più gli ISA sono uno strumento di valutazione dell'efficienza, della produttività e della redditività della singola impresa, per cui sostanzialmente è possibile gratuitamente utilizzare questo strumento per valutare lo stato di salute delle imprese, soprattutto in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo di grande trasformazione in questa fase storica. Per cui va colta questa grande opportunità, al di là del ruolo strettamente fiscale dello strumento. Gli studi di settore negli anni avevano creato problemi, uno dei problemi maggiori era quello che era grande la platea delle imprese che non erano né congrue né coerenti. Voi avete fatto già delle stime sugli ISA, cioè è possibile che questo strumento sia più performante e quindi magari eviti di avere così tante imprese sotto i livelli, quelli di controllo, diciamo? Allora, diciamo che sostanzialmente abbiamo fatto questa analisi, l'abbiamo già distribuita a tutte le organizzazioni di categoria. La novità grossa degli ISA è che il risultato è personalizzato sulla singola impresa, per cui sostanzialmente si tiene conto appunto di se un'impresa è marginale o opera in gravi condizioni di difficoltà sul piano economico, sostanzialmente avrà un correttivo specifico individuale, per cui il risultato è personalizzato sulla singola impresa e questo è la parte più innovativa degli ISA.